Ninja, un campo difficile, una partita altrettanto ostica, però dai, alla fine un pareggio che tutto sommato è un risultato giusto. Sì, diciamo che loro hanno avuto un'occasione e l'hanno buttata dentro e si è ripetuta più o meno la stessa partita di mercoledì che ha avuto due occasioni, l'ha buttata dentro. Portogallo è sicuramente una buona squadra, è contendente al campionato insieme a noi, Porto Mansuè, e comunque noi abbiamo fatto la nostra partita decisi, aggredivamo in avanti come ha chiesto il mister. Sicuramente non abbiamo demeritato, anzi un tiro in porta secondo me hanno fatto, poi è un merito anche a loro che comunque è una buona squadra fisica, anzi la più fisica che abbiamo incontrato e insomma noi ci abbiamo messo il nostro. Senti, ti stai ambientando benissimo perché hai toccato una marea di palloni, hai lottato in mezzo al campo, alla fine comunque sei risultato uno dei migliori dei 90 minuti. Sì, diciamo il mister mi chiede di fare più ruoli, io mi adatto e mi dice di fare determinate cose, io provo a farle, dopo che faccia bene o faccia meno bene, però io do sempre il mio massimo. E anche, no, niente, diciamo faccio il mio massimo e basta. Senti, adesso tre basiliche mercoledì, poi domenica contro la capolista Porto Mansuè e successivamente contro il San Gaetano. Tre partite importantissime, chi per un verso, chi per un altro, per accorciare il gap in campionato e per proseguire questo cammino in Coppa. Sì, diciamo, noi stiamo già pensando alla partita di mercoledì, subito finita questa, dobbiamo passare il turno ovviamente, perché comunque dobbiamo continuare anche in Coppa per il morale, dobbiamo tirarci anche un po' su di testa, comunque abbiamo un periodo un po' così così, che comunque secondo me stiamo reagendo bene, e poi Porto Mansuè, il campionato è ancora corto, non si può dire che è la contendente alla vincita, per cui per me domenica ce la giochiamo alla pari, per cui non c'è ancora niente di detto, di scritto.